Tragedia della montagna, la terza in pochi giorni. A perdere la vita un alpinista di 36 anni originario di Montebelluna, precipitato durante un'arrampicata sulle torri di Neva tra Bellunese e Trentino. Inutili soccorsi. Hanno picchiato una barista che aveva vietato loro di usare la slot machine. 2 minorenni denunciate a Padova hanno 13 e 15 anni, una lunga sfilza di denunce per aggressioni e rapine a coetanei. La mamma di Chiara Iaconis, la giovane padovana morta a Napoli, colpita da una statuetta lanciata da un panazzo, racconta l'emozione dell'incontro con Papa Leone nel giorno dell'anniversario della morte della figlia. Ad un anno dall'omicidio di Giacomo Gobbato, ucciso nel tentativo di sventare una rapina, Mestre si prepara a ricordare il giovane. Infortunio a Portogruaro, 50enne si taglia un braccio con la motosega mentre lavora in giardino, ha rischiato di morire dissanguato. In migliaia bloccano le strade di Mestre per chiedere lo stop del massacro in corso a Gaza. Lunedì nuova mobilitazione a Venezia, diretta di Antenna 3 dalle 10. 14 ragazzini giocano a pallone in un campo di Murano. I carabinieri convocano in caserma i genitori, multa di 50 euro per ciascuno per disturbo della quiete pubblica. Le opposizioni, provvedimento esagerato. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'ennesima tragedia in montagna, la terza in pochi giorni. A perdere la vita stavolta un alpinista di 36 anni originario di Montebelluna, precipitato durante un'arrampicata sulle torri di Neva tra Bellunese e Trentino. Purtroppo inutili i soccorsi. Ancora una vita spezzata in montagna, la terza in pochi giorni sulle Dolomiti. Vittima un alpinista di 36 anni, Riccardo De Anna, originario di Montebelluna, caduto per circa 80 metri mentre stava affrontando la via dei Pacifici sulla torre meridionale delle Torri di Neva, al confine tra Bellunese e Trentino. A lanciare l'allarme attorno alle 13:15 è stato il compagno di cordata, che non ha più visto né sentito l'amico dopo una difficile manovra sul quarto tiro della via. L'uomo, rimasto appeso in sosta alla parete, è stato recuperato con un verricello dall'elicottero Falco 1 del SUEN 118 di Pieve di Cadore, mentre le operazioni sono state coordinate insieme alla centrale di Trentino Emergenza. Per l'equipaggio in volo di avvicinamento alla parete è stata subito chiara e drammatica la situazione. Il corpo del 36enne privo di vita, subito individuato, era rimasto appeso alla corda dopo il volo di circa 80 metri. Inutile ogni tentativo di soccorso. Per primo, con un verricello di 40 metri, è stato issato a bordo il compagno fermo in sosta, che ha poi raccontato di avere sentito l'amico muoversi in alto attorno a un passaggio probabilmente più impegnativo e poi l'ha visto precipitare, passargli accanto e sparire alla sua vista. Lo scalatore è stato lasciato al rifugio Bozza assieme all'infermiera dell'equipe sanitaria. Successivamente Falco 1 è salito nuovamente in parete per il recupero della salma, trasportata alla caserma dei Vigili del Fuoco di Mezzano e affidata ai carabinieri per i rilievi del caso. Una tragedia che riaccende i riflettori sulla sicurezza in parete in un periodo che già sta facendo segnare un drammatico bilancio di vittime tra appassionati ed esperti di montagna. Hanno picchiato una barista che aveva vietato loro di usare la slot machine. 2 minorenni sono state denunciate a Padova, hanno appena 13 e 15 anni. È una lunga sfilza di denunce per aggressioni e rapine a coetanei. Calci e pugni a raffica le hanno tirato i capelli strappandoglieli a ciocchi, una violenza inaudita verso la barista che aveva appena vietato a una di loro di usare le slot machine. Le responsabili di questa aggressione sono 4 ragazzine minorenni, 2 di loro hanno appena 13 e 15 anni e sono state identificate e denunciate dalla squadra mobile di Padova. I poliziotti erano intervenuti in zona stazione lo scorso 3 settembre. Una 50enne cinese titolare di un bar era appena stata picchiata dal branco di ragazzine. La donna, dopo aver capito che erano minorenni, si era avvicinata a loro e aveva vietato di usare le slot machine. Per tutta risposta è stata prima insultata con frasi razziste, poi buttata a terra e colpita con calci e pugni in un crescendo di violenza. Una 13enne, la più violenta del gruppo, le ha strappato anche le ciocche di capelli. A dare l'allarme alcuni passanti che avevano notato la scena hanno chiamato la polizia. Grazie alle telecamere di sorveglianza i poliziotti in poche ore hanno identificato 2 delle 4 ragazze. La 13enne, italiana di origine albanese, da marzo ad oggi è già stata
stata segnalata all'autorità giudiziaria ben 4 volte per lesioni provocate a giovanissime vittime o aggressioni a coetanee per derubarle. L'altra identificata invece è una 15enne marocchina, anche lei già nota alla questura perché ad agosto era stata denunciata per molestie e disturbo ad altre persone. Per lei è scattata anche la misura dell'avviso orale. Preoccupa questo crescendo di violenza minorile tra le ragazze. Ad agosto, sempre a Padova, un altro gruppetto di 13enni in stazione aveva bullizzato e vessato una disabile. Nei primi 7 mesi dell'anno in tutta la provincia di Padova sono stati 107 minorenni segnalati alla Procura della Repubblica, al Tribunale dei minori di Venezia, 92 i minorenni indagati e 15 invece quelli arrestati per spaccio, lesioni e rapine. La mamma di Chiara Iaconis, la giovane turista padovana morta a Napoli lo scorso anno, colpita da una statuetta lanciata da un palazzo, racconta l'emozione dell'incontro con Papa Leone nel giorno dell'anniversario della scomparsa della figlia. È stata una grandissima emozione, mi trema ancora la voce, una giornata veramente molto intensa e soprattutto per il fatto che ci è stata data questa data, il 17 settembre, che è proprio la data in cui Chiara è mancata, quindi ha avuto, diciamo, questa giornata un potere enorme. Le parole scambiate con Papa Leone le porterà sempre nel cuore e resteranno un momento esclusivamente privato per Cristina, Gianfranco e Roberta, genitori e sorella di Chiara Iaconis, la 30enne padovana, morta un anno fa a Napoli, colpita da una statuetta lanciata da un terrazzo di un condominio. L'incontro con il pontefice, avvenuto proprio nell'anniversario del lutto che ha segnato le loro vite, è stato un grande momento di conforto per la famiglia Iaconis ed è stato fortemente voluto da mamma Cristina, che aveva contattato nei mesi scorsi Papa Francesco e poi, dopo la sua morte, la segreteria del nuovo Santo Padre. È stata una morte assurda, veramente assurda. Però se posso dirle, questi giorni che abbiamo passato prima a Napoli con il concerto che hanno fatto in sua memoria e poi a Roma con il Papa ci hanno veramente dato tanto conforto e devo dire, se mi lasciate passare questa parola, siamo un attimo più sereni. Chiara è sempre con Cristina, che indossa i suoi occhiali da sole. Chiara è nelle coincidenze e nei progetti che la famiglia sta portando avanti in suo nome. Chiara è sempre presente tra noi, ci manda molti segni e devo comunque dire che è bello sentire che comunque c'è, perché questo ci dà la forza per andare avanti. Ad un anno dalla morte della giovane risulta indagata una coppia di Napoli, genitori del bambino che avrebbe lanciato la statuetta di onice che ha colpito in testa la 30enne padovana. Si attende la chiusura delle indagini e poi finalmente la famiglia spera sia fatta giustizia. C'è la scadenza dell'anno, quindi noi siamo qui in attesa che le indagini si chiudano e quello che vogliamo non è vendetta, è soltanto giustizia per Chiara e anche per noi. Condannati i genitori di Christian Menini, il bambino di Limena, annegato nell'estate del 2021 mentre era in piscina a San Pietro in Gu. Condannata anche la bagnina che doveva vigilare la vasca nella quale è avvenuta la tragedia. Condannati a 4 mesi con la sospensione della pena per non aver sorvegliato il loro bambino che era in piscina senza braccioli pur non sapendo nuotare. La condanna del Tribunale Monocratico di Padova, Emanuele e Elisa, genitori del piccolo Christian Menin, il bimbo di 6 anni annegato nell'agosto del 2021 mentre era in piscina a San Pietro in Gu. Condannata a 4 mesi anche la bagnina, assolti invece il gestore dell'impianto e il responsabile dello staff dei bagnini. Si attendono i risarcimenti che verranno decisi in sede civile. Per i giudici, i genitori sapevano che il figlio non era in grado di nuotare da solo, eppure lo hanno lasciato vicino alla piscina senza controllare se avesse o meno i braccioli. La bagnina invece avrebbe dovuto sorvegliare con maggiore attenzione la vasca dove è annegato il piccolo Christian. La bagnina, quel giorno di agosto del 2021, ha trovato Christian che galleggiava a pancia in giù, lo ha trascinato fuori e praticato la respirazione, ma il bambino era stato per 5 lunghi minuti sott'acqua e non si è più risvegliato. Tragico incidente questa mattina a Portogruaro. Un 50enne stava eseguendo alcuni lavori in giardino quando gli è sfuggita di mano la motosega e la catena ancora attiva gli ha quasi amputato di netto il braccio. I sanitari del SUEM si sono precipitati immediatamente sul posto. L'arto era rimasto attaccato al corpo solo per una piccola parte di tessuto. Il 50enne ha rischiato di morire dissanguato. L'ambulanza ha quindi attivato l'elicottero del SUEM
di Treviso che ha portato l'uomo all'ospedale dopo averlo stabilizzato. A Mestre, ora ad un anno dall'omicidio di Giacomo Gobbato, la città si prepara a ricordare il giovane con una cena di quartiere sul luogo dove perse la vita. Un anno fa, nella notte del 20 settembre 2024, Giacomo Gobbato, conosciuto da tutti come Jack, veniva ucciso a 26 anni in Corso del Popolo a Mestre mentre tentava di difendere una donna da un'aggressione durante un tentativo di rapina. Quel gesto coraggioso, compiuto insieme all'amico Sebastiano Bergamaschi, ha lasciato un segno profondo nella comunità mestrina che domani lo ricorderà con una cena di quartiere proprio a pochi passi dal luogo della tragedia. A 12 mesi di distanza il padre di Jack, Luca Gobbato, ha condiviso con i quotidiani il suo dolore, parlando anche del valore morale dell'azione del figlio. Il gesto compiuto da Giacomo ha lasciato un segno tangibile nella comunità mestrina, ha detto, esprimendo anche la sua vicinanza a tutte le famiglie colpite dalla perdita di un figlio. A Marcone il nuovo parco di Viale San Marco è stato intitolato a Lucia Manca, la donna uccisa nel 2011 dal marito Renzo De Cleva. Autorità e cittadini si sono riuniti per ricordarla e per dire no alla violenza nei confronti delle donne. Il nuovo parco di Viale San Marco a Marcon porta ora il nome di Lucia Manca, la donna uccisa nel luglio del 2011 dal marito Renzo De Cleva. La cerimonia di intitolazione si è svolta alla presenza del sindaco Matteo Romanello e dei familiari di Lucia, tra cui la sorella e i nipoti arrivati da Milano. Lucia meritava questo. Grazie. Siamo felici di poterla ricordare insieme a voi. Grazie. Lucia Manca fu uccisa il 6 luglio del 2011 dal marito Renzo De Cleva, ex promotore farmaceutico. L'uomo, dopo aver commesso il delitto nell'appartamento di Marconna, trasportò il corpo e lo abbandonò sotto un cavalcavia a Cogollo del Cengio, nel Vicentino. Il giorno dopo ne denunciò la scomparsa, dando il via alle indagini. La svolta arrivò in ottobre, quando alcuni resti furono ritrovati per caso durante la pulizia di un'area verde. De Cleva è stato condannato a 19 anni e 20 mesi di carcere. Con questa intitolazione vogliamo ricordare Lucia ogni giorno, ha dichiarato il sindaco Romanello. Questo parco significa lasciare un ricordo di Lucia, lasciare un ricordo di quella che è la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne. Purtroppo i femminicidi sono in aumento. La provincia di Venezia è stata profondamente segnata da altri tragici casi come quello di Giulia Cecchettin, che ha scosso l'intero paese. In Veneto nel 2023 è stata uccisa Vanessa Ballan a Riese Pio X in provincia di Treviso, e nel 2024 la regione è stata nuovamente colpita da altri drammatici femminicidi. A perdere la vita sono state Sara Burattin, uccisa a Bovolenta, Giada Zanola, assassinata a Vigonza, e Vincenza Sarracino, uccisa a Treviso. Da Marcona si alza quindi un appello a parlare sempre di più di violenza di genere, soprattutto con i giovani, nelle scuole e nella vita quotidiana. Spero, ci auguriamo che questo luogo, oltre ad essere un luogo di svago, di condivisione, diventi proprio il simbolo, un simbolo di sensibilizzazione e di educazione. Il parco dedicato a Lucia Manca è ora uno spazio verde con giochi per bambini, dove il ricordo diventa occasione di consapevolezza e impegno per il futuro, un luogo pensato per vivere, crescere e non dimenticare. Nel ricordo di Lucia. Nel ricordo di Lucia, sempre. A Mestre ora con la manifestazione in solidarietà con la popolazione di Gaza, un lungo corteo ha sfilato dalla stazione fino a Piazza Ferretto. Ad aprire la manifestazione un gruppo di bambini con uno striscione che recitava "I bambini non hanno colpe", simbolo del messaggio di pace e umanità che ha unito i partecipanti. Migliaia di persone hanno sfilato oggi nel centro città in una manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza. Il corteo è partito dalla stazione ferroviaria e ha raggiunto Piazza Ferretto. Bisogna dare un segnale forte, la situazione è molto grave, è un genocidio in corso e dobbiamo fare tutto il possibile per sensibilizzare l'opinione pubblica. Questa tragedia a Gaza deve finire, che Netanyahu si deve fermare, che devono essere messe in campo tutte le azioni diplomatiche per fermare questo che è un massacro di popolazioni
protezione civile di donne e di bambini. In nome della Palestina, cioè per riconoscere un popolo, per riconoscere uno Stato, ma soprattutto per mettere fine a una strage che è in atto ormai da troppo tempo e che deve fermarsi. Alla mobilitazione hanno aderito la CGIL, movimenti locali, circoli culturali, Emergency, AMPI, Mediterranean Saving Humans e diverse forze politiche del centro-sinistra, tanti i cartelli e gli slogan contro la guerra e per la tutela dei diritti umani. La manifestazione di oggi vuole testimoniare, come ha fatto in questi anni, che questa città è a fianco della popolazione palestinese e contro non solo il genocidio, ma anche contro tutte quelle potenze, quelle forze e quegli interessi che il genocidio continuano a sostenerlo. Non siamo contro il popolo israeliano, siamo contro Netanyahu e questa carneficina di questi bambini e questa Gaza che sta sparendo per fare qualcos'altro. E sarà una giornata da raccontare anche quella di lunedì a Venezia per la mobilitazione pro Gaza di numerose sigle ed associazioni con il popolo dei centri sociali che arriverà da ogni parte del nord-est. In contemporanea anche lo sciopero dei sindacati di base che riguarderà soprattutto il trasporto pubblico locale. Massime le misure di sicurezza. Antenna 3 entrerà in diretta a partire dalle 10 con un'edizione straordinaria del telegiornale. Come sempre saremo sul posto con le nostre troupe in studio, ospiti ed approfondimenti. Soffiano venti di guerra e l'esercito italiano incrementa le fasi di addestramento dei propri reparti. In Trentino ieri si è conclusa la 3 giorni denominata Extreme Patrol, cui hanno preso parte anche i militari del 7° Reggimento Alpini di Belluno. Charlie 3, Dizzy. Pazzini, chiudi. Siamo qui! In un mondo che brucia tra guerre e tensioni crescenti dall'Ucraina alla Palestina c'è chi si addestra ogni giorno per essere pronto a operare dove pochi altri possono, dove la montagna è nemica quanto l'uomo. È la Extreme Patrol, l'esercitazione più dura delle truppe alpine dell'esercito italiano. 3 giorni e 3 notti ad alta quota tra Ega, il passo Costalunga e Moena in Trentino. Qui a oltre 2000 metri 12 pattuglie si sono misurate con prove estreme in condizioni quasi di guerra. Dall'infiltrazione con elicotteri CH-47 all'azione cinetica con colpi a salve e simulazioni laser Miles, fino al guado in acqua gelida del lago di Soraga. Ogni squadra, 10 alpini in totale autonomia, ha vissuto e combattuto per 3 giorni senza supporti esterni. Tra i protagonisti anche il 7° Reggimento Alpini di Belluno, orgoglio delle Dolomiti, punta di lancia di uno scenario europeo dove la deterrenza e la prontezza tornano a essere necessità, non ipotesi. Mi trovo nelle Dolomiti per partecipare all'attività Extreme Patrol e ricopro il ruolo di osservatore valutatore per le varie prove che vengono svolte all'interno dell'attività. A testare ogni movimento osservatori militari e droni, in campo anche il sistema Imperio, tecnologia avanzata di comando e controllo, e poi il soccorso di un ferito in zona ostile, evacuato in tempo record con elicotteri AB-205. Queste attività devono essere svolte rispettando dei criteri minimi e io sono deputato a osservarli e a giudicarli. Non solo muscoli e tecnica, ma valori e spirito di corpo. Nelle parole dei comandanti, la vera essenza della Extreme Patrol: formare soldati pronti al combattimento e alla solidarietà in ogni condizione. In un'Europa che torna a fare i conti con la guerra, i nostri alpini si addestrano per non farsi trovare impreparati. Verbale e multa dei carabinieri a Murano per aver trovato 14 ragazzini che giocavano a pallone in campo Pino Signoretto, Fondamenta Venier. Il comportamento risulta sanzionato dal regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Venezia, per cui sono vietati nelle aree pubbliche i giochi a palla e ogni altro gioco che possa recare pericolo e molestia alle persone, danno o disturbo alla quiete pubblica. Tutti identificati e convocati i giovani con i loro genitori. Multa da 50 euro. Immediato il commento del consigliere comunale di Terra e Acqua Marco Gasparinetti. 14 persone in caserma dalle forze dell'ordine. Scatolettisti, borseggiatori, spacciatori? No, continua il consigliere. Parenti di ragazzini. Togliere il pallone non era sufficiente, intimargli di smetterla spiegando il perché non era più educativo, conclude Gasparinetti. E naturalmente la polemica in città.
continua. È tutto dunque per questa edizione del Veneto dei nostri telegiornali, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla vi ricordo come sempre l'appuntamento con le previsioni del tempo ed il nostro meteo. Arrivederci.